Prima corsa, premio Filoseno, trofeo Croce Rossa Italiana, batteria C. Premia il guidatore del cavallo vincitore, il presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bologna, dottor Marco Migliorini. Buon pomeriggio dall'Ippodromo di Bologna, intanto buona vigilia di Natale a tutti, siamo con Nicola Del Rosso, con Bluff dei Greppi vince questa prima batteria del trofeo Croce Rossa Italiana, quindi ricordiamo giornata nazionale della solidarietà. Nicola, siccome ti vediamo che sei venuto in premiazione da solo con il cavallo, ti chiedo brevemente una battuta della corsa, sicuramente era atteso e questo l'hai dimostrato, quindi un commento sulla corsa e poi ricordiamo che i primi 4 hanno strappato già il pass per la finale. Sì, è andato sinceramente come mi aspettavo la corsa, era una corsa di pochi cavalli e speravo di sfilare davanti e poi contenere gli avversari, così è stato, però alla fine poi bisogna sempre vincere le corse, sicché insomma il cavallo si è comportato bene, tutto regolare, speriamo per la finale. Bene, grazie, ovviamente quest'anno ti abbiamo visto diverse volte protagonista qui a Bologna, ti lasciamo tornare in scuderia e ovviamente ci vediamo alla 7ª corsa per l'evento conclusivo del trofeo Croce Rossa Italiana 2023. E intanto grazie e do il benvenuto anche a Marco Migliorini che è il presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna. Marco, una battuta, poi avremo modo di presentare il progetto e dove saranno destinati i fondi raccolti dal Croce Rossa 2023. Beh, la battuta può essere sempre grazie per essere qua anche quest'anno, grazie perché ci seguite tutti gli anni e ci aiutate ad aiutare chi ha bisogno. Bene, grazie, ovviamente dopo ringrazio anche i volontari per essere qui, chiedo anche al presidente Club Gentleman Emilia Romagna, Michele Canali, ricordo vicepresidente per gruppo Cesenate, 2 battute di benvenuto e grazie anche per aver aiutato Nicola Del Rosso nelle operazioni. Beh, è una cosa che so fare da 40 anni, per cui l'ho fatto volentieri, mi ha fatto tornare un po' indietro. Oggi è una giornata splendida, con una temperatura primaverile, credo che proprio non potevamo chiedere di meglio per la finale del trofeo Croce Rossa, che quest'anno addirittura è arrivata alla vigilia di Natale, quindi ne approfitto per augurare a tutti un buon Natale, a tutti coloro che sono stati oggi pomeriggio qui all'ippodromo e tanti auguri, grazie. Grazie, ricordo che per tutto il pomeriggio sarà il corner della Croce Rossa qui nel parterre dell'Arcoveggio, quindi vi invito ad andare a trovare sia i volontari che il presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna. Dalla pista è tutto, ma ovviamente ci saranno le altre due batterie di qualificazione e poi alla 7ª andrà in scena l'evento finale. Grazie, linea alla regia.